Bella raga, ciao a tutti dal cubettone veneziano, Gran Premio di Francia Le Mans, posizione in griglia veramente, veramente disastrosa. Ma possiamo recuperare, possiamo recuperare, crediamoci. Signori, il Kuma c'è. Vai Kuma. The best Kuma in the world. In the world, Kuma in the world. Dobbiamo rimontare, Fiori, dobbiamo rimontare, remontare, mancano ancora tutte le gare favorevoli, abbiamo fatto un buon inizio di mondiale. Cosa fa il Kuma? È un pazzo, è un pazzo, è un pazzo! È un pazzo, il Kuma è Vino! Cosa combina Vino? Ma che succede, Fiori? Io ero davanti, sia a Vino che a Smith, sono caduti tutti e due, perché? È successo di tutto alle Mans, bagar pura, signori. Ma questo è anche il bello, ragazzi, tutti sti precisini, ste robe, ma puttana miseria, anche bello vaneggiare un po'. Ottavo posto, però onestamente non ho capito come è possibile che sono caduti che ero davanti a loro, boh vabbè. Cazzi loro, onestamente, cazzi loro. Hashtag al Kuma non ne frega un cazzo. Adesso abbiamo i fratelli escargot, ragazzi, abbiamo un po' di escargot in pista. Eccoli qua i fratelloni. I fratelloni, i fratelloni. Oh, il veneziano qua fa una buona mossa. Tipo il wrestling, e li soprattutto i due. Sixth place. Purtroppo la moto non è ancora la migliore, ci vorrà ancora un po' tanti soldini prima di avere la moto prestazionale, ma intanto godiamoci questo veneziano che sta comunque già dimostrando cose importanti in MotoGP. Le sta già dimostrando al Kuma. Signori, this is Kuma. Dai, cazzo, dai. Dai, Kuma sveglia, Kuma sveglia. C'è Camomillo. Attenzione al Camo. Il Camo. È sempre un osso duro il Camo. Mamma mia, scorata come indiana paurosa. Giro record del Marchetto. Giro record di Marco. Marchetto. Dovizioso sta rubando punti agli altri. Benissimo, Sarà un'AutoGP molto aperta, Se nelle gare favorevoli faccio il mio, so cazzi, Attenzione Camo. Giro record di veneziano intanto. Fastest di veneziano. Ciao Camomillo, ciao. Ciao Camo, ciao. Ciao Camo, ciao. Sì, ragazzi, Camomillo mi ha fatto un internazzo da paura, Fio. Un internazzo da paura, ma il Kuma risponde con l'esternazzo. Un po' di azzi, ragazzi, in questa MotoGP. I primi sono in fuga, però è in una fuga pesantissima. L'importante è non perdere troppo nelle gare sfavorevoli. Le Mans diciamo che non è sfavorevole, anzi ha fatto bei risultati, però in MotoGP con una moto che non è Honda, Yamaha o Ducati è dura. Questa è una Honda, ma è la Honda Tarocca, Comunque quinto posto va bene, quinto posto ci può stare, che purtroppo sono partito male, ha fatto delle qualifiche abbastanza pietose. Rosamunda, Rosamunda. No! The risk. Ricordo sempre il canale Instagram dove potete seguire il veneziano nella vita privata e nella vita sessuale privata di veneziano. Oddio, il Kuma è andato, ragazzi. Il Kuma è ufficialmente andato. Sarà il caldo, sarà che adesso tra poco ricomincia a lavorare. Tra poche ore si ricomincia. Vai. Blowjob, Kuma, blowjob. Vai. No, attenzione! Giro record di veneziano, non fa la pole ma fa il giro. Possiamo fare un non latric ma un double. Cioè vincere, ma cosa stai dicendo? Come puoi pretendere di vincere con questi mostri che vanno il triplo di te? Dai, come, dai, svegliati. È vero che se ne prendo uno li prendo tutti, però attenzione al Kuma cosa sta combinando. Attenzione al Kuma fa una curva strepitosa. Attenzione al veneziano, attenzione al porco del Kuma. Attenzione al porco dovizioso e primo fiore. No! Rossi! Mamma che rischio con Rossi, mamma che rischio con Vale. Mamma che rischio con il porchino di Vale, perché c'è il porchino Vale e il porcone Cube. No, errore veneziano. Errore incalcolabile del Kuma. Non ci credo. Madonna che brutto errore che ho fatto. Madonna che brutto errore che ho fatto. Silenzio stampa, Fi. Silenzio stampa come indiano. Torniamo quinti, ma ha fatto un errore impresentabile. Ma Dio santo, potevo arrivare a podio. Cioè, con la caduta sono comunque vicino al quarto. Cosa ho buttato via per l'ennesima volta? Mi ho ammazzato anche il nostro Vale, ma sono proprio un coglionazzo, ma Dio santo. Ma posto butta giù Marquez, Lorenzo, no, è il Vale. Vai, quinto posto molto amaro.
Quinto posto amarissimo per il Kuma. Vaffanculo. Vediamo la classifica, perché mi piace la classi anche un po' fica. Allora, vediamo. Meno male che Dovizioso ha vinto, bravo. Siamo quarti a meno 16, siamo tutti là, un campionato meraviglioso. Raga, qualifiche difficili, 14esimo posto in griglia e diluvio universale, ma voglio il podio. E lo posso ottenere, ragazzi, lo posso ottenere qui al Mugello, il Cume può tutto. Vai. Crazy Cume, vai. Hashtag Crazy Cume, che è forse l'hashtag più vicino a MotoGP, perché su MotoGP veramente sono crazy, più di Formula 1. Mamma mia, il Cume si butta, proprio the crazy, siamo già noni, Beppe, siamo già noni, mamma mia. Cosa si è inventato il Cume? Che si è inventato bene, come sta girando il bene. Ciao Rossi, ciao Rossi, ciao. Quarto posto, ho fatto due curve a dir poco scandalosamente scandalose. Adesso si va a caccia, c'è anche Vizioso, ragazzi, c'è anche Vizioso che in casa vuole far bene, ma Vizioso sente veramente il fatto sul collo perché sa che c'è un italiano più giovane, più pronto, più bello, pronto a dominare tutto. C'è un diluvio comunque, ragazzi, veramente inaccettabile, È abbastanza inaccettabile purtroppo. Abbiamo solo Marchetto Marquez adesso davanti. Veramente una partenza da fenomeno, onestamente. Stavolta sì. Incidente per l'autista. Dai, madonna, il Come sta pitturando per il momento. Il Come sta pitturando insieme a Marchetto Marquez. Veneziano ha detto, Marquez è un gran pilota, giovane, talentuoso, già vinto comunque 2 mondiali, ma io sono il Come. E come il Come nessuno mai. Marquez ha risposto, il Cume ha più di me solo la bellezza e il pacco. E Veneziano ha risposto, e ti sembra poco. E allora c'è. Mamma mia, mi piacciono queste interviste impossibili del veneziano, attenzione. Scodata pura, un po' di scodata, slittamento, ma il Cume rimane primo. Sentite il boato del pubblico, le ragazzette anche se piove, sono in topless, con le tettone al vento, con scritto Cume sposami. E io le saluto, ciao, pupe, yes. Ok, pupe salutate. E fastest, c'è anche il fastest. Non è che possiamo fare qua il double, vittoria e giro record. Purtroppo la pole l'ho fallita in maniera abbastanza curiosa, Cioè, per poco, ho fatto i 2 giri. E non so perché, ma non ce l'ho fatta. Purtroppo in qualifica ho dei problemi, sto periodo, non vorrei ritornare ai problemi antichi. Anche perché insomma di pole ne ho fatte finora, quindi voglio mantenere nel palmarès un po' di pole. Cioè pole Espargarò e pole position. Stiamo attenti perché veramente dietro l'angolo l'errore in una pista così è piena di diluvio, difficilissima, è piena di diluvio, di pioggia, di bagnato, di cacca, di tutto. Il Come non c'è più, ragazzi, con la testa, il caldo e il lavoro lo sta distruggendo. Si sta nel lavoro, fiori, no, scherziamo, c'è il lavoro importante. Però dopo, sai, dopo 10 giorni di vacanza, insomma, è anche dura tornare alla realtà. Guarda, il come pittura però, signori. Il Come può avere tanti difetti, ma pittura adesso, sta pitturando. Il Claude Monet veneziano. Il Claudio Mona, figlio. Io sono il Claudio Mona. Mamma mia che diluvio impensabile, incalcolable, come incalcolable. Dai figlio che andiamo. Mamma mia, sto asfaltando Marquez, fioi. Per adesso. Come sta girando il Cume? Ecco, appena detto, ma puttana trota. Ok. Difficoltà reale, lo ricordo, fioi. E il Cume spinge, vediamo se riesco a fare il fastest. Vai di fastest. 1.54,0. Vediamo. Qua possiamo gestire sta curva. Veneziano al fastest, però vediamo se qualcuno me lo ruba. Spero di no. Nessuno me lo ruba, e godo. E si gode. Very good, Cume, very good. Vai, Cume, vai. Guardate le ragazzette. Le ragazzette. Hashtag alle ragazzette piace il manubrio del Cume. Eccolo qua.
Vuole la prima vittoria MotoGP in Italia, in casa. La pretende, la esige. E la vuole ottenere, fiori. E la vuole ottenere. Dai però, dai però. Dai, cacchius. Dai però. Dai, Ermenegildo Cume. Tu sei l'Ermenegildo nazionale. L'Ermenegildo nazionale. Ormai i vaneggi si sprecano, ormai il Cume non esiste più, è solo un'entità astratta, pazzoide e rincoglionita. Signori, eccolo qua. Signori, eccolo qua. Poche curve separano Venezia da un successo memorabile, il terzo in MotoGP. Se devo ancora fare tutte le gare favorevoli, signori, può succedere qualcosa di impensabile se le vinco tutte Vabbè, stiamo zitti, stai zitto come? Non rompere il cazzo. 3 secondi, neanche a Indianapolis. Neanche a Indianapolis. Neanche a Indianapolis. Ecco le ragazze che sono pronte all'invasione. Sono pronte all'invasione per lucidare il paccotto del Cube. Signori, Veneziano c'è. Veneziano c'è. Vittoria mastodontica. Mastodontica. Mastodontica Cube. Mastodontico il Cube. Mastodontico il Cume. Masto e anche dontico. Oh yes. Meno 11 ragazzi. Come sto andando? Come sto andando a difficoltà reale? Come sto andando? 70, 67. Perfetto, ora quanti soldi ho già? Senti come godo. Sto proprio godendo. La sua gara di oggi è stata semplicemente perfetta. Giustamente lui e la sua squadra Raga, superano un questi saluto da momenti Kumendo che sono il frutto Veneziano. di tanto duro lavoro.